la loro origine era un'origine di famiglie di agricoltori, per cui non si riesce ancora a capire come mai possa essere successa una svista così grande che ha portato purtroppo alla morte di Ermelinda. È un paese incredulo, Valmareno. In questa frazione di Follina per quasi 2 settimane in tanti hanno sperato in un epilogo diverso da quando Ermelinda Aiello, 83 anni, era stata ricoverata con il figlio maggiore Roy all'ospedale di Vittorio Veneto per un'intossicazione da funghi velenosi. Una battaglia durata giorni, poi complicata dalla positività al Covid e da un'infezione. Determinante però è stato l'ingerimento di Amanita phalloides, uno dei funghi più nocivi presenti in natura, ma molto diffuso anche nei nostri territori. La conferma arriva dallo stesso direttore dell'ULSS 2. Sicuramente era la situazione già difficile legata al fatto che, come sapete, l'Amanita phalloides è un fungo purtroppo che viene considerato mortale. Mario Collet, oltre a essere vicino di casa di Ermelinda, è stato sindaco di Follina per una vita, conosce le abitudini del paese. A Valmareno tutti raccolgono i funghi chiodini e la gente è abbastanza esperta, infatti è la prima volta che succede nella nostra comunità un evento simile. Nella casa dove l'83enne abitava resta il figlio Roy, dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi, preferisce non parlare, conferma solo come quei funghi, considerati inizialmente dei semplici porcini, siano stati colti nelle vicinanze, un gesto fatto chissà quante volte. Con lui si è messo in contatto il sindaco Paola Carniello. Ho sentito oggi il figlio maggiore, Roy. Per fortuna l'ho sentito bene, so che anche lui è stato in ospedale perché anche lui ha mangiato gli stessi funghi della mamma, però probabilmente l'età più giovane lo ha aiutato a superare questo momento. I funerali della donna, che lascia anche un altro figlio Terry e 2 nipoti, si terranno nelle prossime ore nella chiesa di Valmareno, una tragedia familiare prima di tutto, da cui parte anche un monito collettivo. Vorrei oggi fare un appello, se non siete sicuri dei funghi che raccogliete, rivolgetevi al servizio micologico dell'ULSS e se non siete tranquilli, diciamo che il fungo sia buono, evitate di mangiarlo.